Venerdì alle 16:30 a Montebelluna il sit-in del Coordinamento Associazioni Banche Popolari del Veneto Don Torta sui danni causati ai risparmiatori da Veneto Banca e Popo Vicenza. Partiamo sempre là dal Duomo di Montebelluna, facciamo tutto il corso Mazzini con le bandiere, con le raganelle, con dei strumenti così e poi arriviamo qui in piazza d'Allarmi di fronte alla Veneto Banca. Poi qua ci sarà qualche intervento di qualche avvocato, qualche analista finanziario e chi vorrà parlare, perché è una manifestazione libera a tutti, può venire chiunque. Manifestazione di protesta per chiedere da subito al governo una commissione d'inchiesta. La richiesta è quella dell'istituzione della tanto promessa commissione parlamentare d'inchiesta affinché venga fatto finalmente luce su quello che è accaduto all'interno delle banche. Io sottolineo che a 4-5 mesi dall'esplosione degli scandali ancora non si sa nulla di che cosa sia accaduto nel passato e pochissima informazione abbiamo anche per il presente. Per l'associazione risparmiatori truffati per 10 miliardi di euro, pari all'1% del PIL nazionale. Sulla graticola con la dirigenza bancaria anche la figura e il ruolo di certi consulenti finanziari e dipendenti. Queste persone di elevato livello professionale non potevano essere all'oscuro che quelle modalità di vendita erano modalità di vendita non consone e non rispettose di quelle che sono le direttive in materia di finanza e credito. Quindi la mia valutazione della situazione relativamente ai dipendenti è una valutazione piuttosto negativa. Di fatto i dipendenti delle banche in questi ultimi anni sono stati i veri proprietari, nel senso che attraverso il voto in assemblea hanno deciso le sorti della banca.